e non sono stati approvati come dice il generale, ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata, come spiega l'Istituto Superiore di Sanità. Mai nella storia dell'uomo si era riusciti a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie. Va ora in onda Non è estate se non è estate Delta con Giovanni Sallusti e Francesco Borgonovo. Radio RPL, siamo pronti a dare subito la linea a Giovanni Sallusti, che vedo già inquadrato, e a Francesco Borgonovo, collegati al telefono per parlare con loro. 02 66 20 35 29, ma potete inviare da subito i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Ma un secondo, dal Ministero della Salute mi dicono che se non hanno il Green Pass non possono andare in onda. Francesco, ne sai qualcosa? Noi non abbiamo il Green Pass, ma come dire, una volta il colore di RPL era verde, adesso siamo sul blu, quindi noi chiamiamo Pass blu di RPL, andiamo dove ci pare. Non so se Sallusti è d'accordo. No, io sono d'accordissimo. Noi non abbiamo il Green Pass, non abbiamo il Red Pass per ovvi motivi, diciamo, ideologici, ma ci prendiamo il Blue Pass di RPL tutta la vita. Fra un po' faranno anche, se passa il TTL Zan, faranno anche il Gay Pass, così ce l'abbiamo tutti e siamo belli, come dire, belli pieni di permessi e lascia passare per andare dove vogliamo e lo dico non a caso, così anche un po' scherzando, perché oggi ci occuperemo proprio di quello, dell'altro grande tema che alla fine secondo me è collegato con la questione del Green Pass, cioè è sempre una questione di libertà individuale, di libertà di movimento, di libertà di pensiero. Giovanni, qui questi signori progressisti che dovrebbero essere appunto quelli dei diritti, delle cose, sono ossessionati dalle libertà individuali, cioè non sono contenti, se non vanno a toccare una libertà fondamentale dell'uomo non sono contenti, si svegliano la mattina e dicono: ma io oggi che libertà posso andare a toccare? Hanno proprio questa esigenza, sì, sentono l'esigenza di quale principio costituzionale o del liberalismo, così come l'hanno pensato da secoli, va in frango oggi. La verità è che quelli che tu hai chiamato progressisti, li hai chiamati giustamente perché si definiscono così e la pubblicistica amica li definisce così, ma sono in realtà i peggiori cioè oggi sono i veri oscurantisti. Lo vediamo sul DDL Zan, l'abbiamo visto sulla gestione, diciamo, della pandemia alla giallorossa, non parliamone, su casi di cronaca anche come quelli di Saman eccetera, dove è stata negata la matrice islamica, ma non voglio espandere troppo il discorso. Comunque i progressisti oggi sono i veri oscurantisti, purtroppo sono dei tempi all'incontrario, tant'è che io e te abbiamo una rubrica radiofonica, per dire. Sì, questo in effetti è abbastanza deleterio a proposito dei diritti fondamentali degli ascoltatori. Io non so se qualcuno ci vuole fare causa, lo può fare, forse se passa il DDL Zan possono denunciarci. Credo che debbano addirittura denunciarci se passa il DDL Zan. Penso che stiano facendo una legge, però la proporrà proprio Salvini dopo aver sentito che cosa trasmettono a RPL, dirà vabbè adesso questo facciamo una legge e basta, gli facciamo tacere una volta per tutte, perché non è dignitoso avere delle cose di questo genere. Però insomma, caro Sallusti, se Concita De Gregorio ha una trasmissione televisiva, se ce l'ha avuta la Murgia, vuoi che io e te non possiamo avere perlomeno una trasmissione radiofonica? Cioè, mi sembra... No, hai ragione, diciamo siamo di media statura ma non vediamo giganti intorno a noi, diceva quello. Sì, siamo anche un po' dei nani sulle spalle dei giganti, così, cioè citare funziona sempre. Cose, gente a caso e fare battute sull'altezza, che oggi tra l'altro sarebbero anche giustamente discriminatorie, perché poi che lì, povero Brunetta ne sa qualcosa, l'hanno massacrato per anni e non gliene è fregato niente a nessuno, e lui non ha mai pensato, anzi mi pare che fece addirittura una raccolta delle vignette, delle battutacce che lo riguardavano. Era un uomo di grande spirito, il ministro Brunetta. E oggi, fra poco, avremo, Giovanni, un ospite che tu conosci bene,
e che anche i nostri ascoltatori conoscono bene, perché abbiamo già avuta una donna, l'abbiamo già avuta con noi più volte, per parlare proprio del DDL Zan. Lei ha una posizione, secondo me, ma sicuramente un pochino diversa dalla mia, perché io vi dico la verità, questo DDL Zan non è che io vorrei riformarlo, per me non c'è una riga di questo DDL Zan che sia accettabile, cioè neanche, come dire, neanche il buongiorno va bene per me di questo DDL. Invece tu so che sei molto appassionato, ti piace molto di più. Ma adesso diciamo non mi riconosco appieno nel ritratto che fai come al solito, ma a parte le battute, allora io dico questo, così come è, ovviamente è irricevibile a chiunque tenga un minimo ancora di scampo di libertà individuale. Mi stupisce che chi lo propone non accetta proprio neanche un minimo di discussione o di possibilità di compromesso, di possibilità di rivedere il testo, che mi pare l'essenza della politica. Poi magari a me non piacerebbe neanche il compromesso che esce, no? Ma sottolineo che per i famosi oscurantisti di cui sopra non ammettono a priori proprio la possibilità di un compromesso con l'altro, no? Che non è mai l'altro, ma è sempre il nemico. E questo è divertente, no? In democrazia arrivare e dire, e quella logica, there is no alternative, no? Tina dicevano una volta, e quella logica lì, cioè, o così o niente, cioè, non si discute, non accettiamo mediazione. Vedevo sul quotidiano online gay.it, che si propone come la voce della comunità omosessuale, hanno fatto un sondaggio, non so con che crismi di veridicità, però dice proprio questo, cioè la criminalità, mi fai confondere con queste cose. Ti sei autoconsegnato. Mi sono autodenunciato, adesso farò un bell'auto da sé. No, praticamente dicono la comunità omosessuale rifiuta ogni trattativa. Cioè, appunto, mi veniva in mente, perché sembra non si tratta con i terroristi, capito? Cioè non si tratta con gli omofobi, siamo a questo livello. Tra l'altro, come dire, visto che siamo un paese così omofobo, uno Stato così liberticida, vi do questa bella notizia che viene da Modena, dove all'università mi segnalano, guardate queste belle iniziative, all'università di Modena studenti e personali potranno utilizzare l'alias al posto del nome. Tu sai cos'è l'alias? Giovanni, confesso che da bieco reazionario omofobo non ce l'ho chiarissimo, non ce l'ho chiarissimo. Allora, praticamente te lo spiego così: se tu la prossima puntata vuoi farti chiamare Evelina Sallusti, che avrebbe anche un suo perché, magari. Come? No, magari avrebbe anche un suo perché, diciamo. Sì, saresti anche carino, secondo me. Saresti anche una bella signora, diciamo così, una signora un po' di un certo tono, sui generis, diciamo così. Però c'è chi piace. Dei gusti sono gusti, e voi liberali, insomma, sappiamo che siete a favore della libertà, quindi va bene tutto. Allora, è praticamente l'alias, quello che chiedono tante scuole, ci sono già altre università in Italia che l'hanno approvato, è fondato sul principio di autodeterminazione di genere. Praticamente, se il nostro caro Sallusti dalla prossima puntata, oppure se vuole iscriversi all'Università di Modena e farsi chiamare Evelina Sallusti, si fa questa identità alias, e l'identità alias gli permette di non cambiare nome sui documenti, ma di essere chiamato da tutti con il nome che lui desidera. E nessuno si permetta di richiamarmi Giovanni o di sollevare dubbi sulla mia nuova identità, insomma. Il problema è questo, vedi, perché noi adesso scherziamo con queste cose, però questi provvedimenti, da un lato, guarda, ti dico sinceramente, adesso al netto degli scherzi, io credo anche che se una persona ha un disagio con la sua identità, dei problemi, sia giustissimo rispettarla. Se c'è qualcuno che si sente donna, insomma, a tutti i costi, e vuole vestirsi da donna, vuole farsi chiamare in modo femminile, cioè, per esempio io, Vladimir Luxuria, la chiamo femminile, no? Lei chiede questo, io non ho alcun problema a farlo. E forse anche, tra l'altro lo fai senza che bisogno di nessuna legge che te lo imponga, cioè lo fai per cortesia umana e rispetto.
Esatto, per normale rispetto verso le persone, per educazione. Io credo che se c'è qualcuno, insomma, su questa identità alias mi interrogo, no? Mi dico, ma se c'è qualcuno che vuole essere chiamato così, alla fine lo possiamo fare, gli diamo questa identità. Il problema vero però è che tutte queste norme, tutti questi cambiamenti ci portano poi verso una strada precisa, che è quella che vogliono prendere i movimenti trans, i movimenti LGBT, anche con il DDL Zan, cioè quella dell'autodeterminazione di genere totale. Cosa vuol dire l'autodeterminazione di genere? Anche qui già ogni volta dover spiegare questi termini è angosciante, però praticamente che uno può decidere da solo, no, se farsi chiamare al maschile o al femminile o in altro modo, e questo da un punto di vista appunto tuo, Giovanni, liberale, forse è anche giusto. Il problema qual è? Che se poi io mi dichiaro donna, no? Mi dichiaro donna e pretendo magari un domani di entrare in uno spogliatoio femminile dove magari così ci sono anche dei bambini, ecco, questo diventa un po' più problematico, capisci? Io non penso Tra che l'altro uno non si hai svegli. fatto un esempio così iperbolico, cioè è successo, è già No, successo. faccio un esempio che è successo, un esempio di banale vita comune, perché poi questo è che quando quelli sostenitori del DDL Zanti dicono vedi, guarda gli omofobi cosa si inventano, beh no, questa è una cosa che potrebbe accadere nella vita reale. Io ricordo che da bambino la mamma mi portava in piscina, anzi il papà delle volte, e andavo nello spogliatoio dei maschi e dopo, quando avevo finito io il corso di nuoto, il corso dopo c'erano gli adulti, i quali entravano e si cominciavano a cambiarsi lì dove c'erano i bambini. Ora, se ci fosse una bambina che fa il corso di nuoto, quelli dopo sono adulti e arriva anche un adulto con dei genitali maschili e si cambia, secondo me un problema c'è. Poi io non penso che uno si svegli la mattina e dica voglio essere donna, cambi sesso come cambiano, no? I Sì, vestiti, certo. questo no, sarebbe anche offensivo. Però ci sono una serie di problemi che ci dobbiamo porre e che però evidentemente non si possono porre perché sul DDL Zan ci hanno informato non c'è trattativa. E allora facciamo così, intanto mandiamo una canzone per distendere gli animi e poi dopo vi presentiamo la nostra ospite, tutti questi dubbi, queste questioni le poniamo a lei che sicuramente è meglio di noi e può. Facciamo un alias, no? Alias, visto che non sappiamo rispondere, ci appelliamo a un'altra identità. Intanto una bella canzone per iniziare.
E rieccoci, siamo tornati, abbiamo sentito una bellissima canzone di Bob Marley che fa molto estate, un altro personaggio abbastanza stereotipato insomma, un po' dai media, da un certo tipo di cultura che però ha molto da raccontare e comunque scrive delle canzoni bellissime, e noi qui siamo di mente aperta e mandiamo anche le canzoni dei centri sociali di cui Sallusti è un grandissimo frequentatore. Abituale. Adesso appena finiamo vado, infatti. Dei centri sociali, sì, però quelli dove si gioca a carte, cosa avete capito? Quelli lì tranquilli, no? No, a Briscola Chiamata, certo. Briscola a Chiamata, cioè chiamata alla polizia, dove vieni regolarmente denunciato per le tue posizioni omofobe. Noi diamo il benvenuto in questo clima appunto così un po' estivo. Voi sapete che noi estate Delta ci permettiamo un po' di più di scherzare, perché se non la prendi sul ridere insomma finisce malissimo. Noi diamo il benvenuto a Marina Terragni. Buongiorno Marina, bentornata. Ciao, buongiorno. Bob Marley, buongiorno. Ai centri mi sembra ingiusto, cioè è una cultura la sua, della sua musica, il reggae, insomma è una cosa un po' più, diciamo un po' più ampia, no? Ed è gradevole per tutti. Pronto? Sì, Pronto? sì, siamo qui noi. Ovviamente Io scherziamo, la mettiamo giù. Con la mia difesa di Bob Marley. No, ma noi lo difendiamo. Sacrosanto. Siamo dei grandi fan. parlare di Bob Marley, no? No, ma se vuoi puoi parlarci anche di Bob Marley, tu puoi parlarci di quello che vuoi. Ho finito. No. No, ti sentivo prima. È vero, c'è stato questo caso in California abbastanza clamoroso di una signora, c'è il filmato che gira, che in una sauna, tra l'altro piena di bambine, c'era una persona con i genitali maschili completamente nuda, e lei è andata alla reception del spa piantando un casino d'inferno. E loro erano molto in difficoltà, continuavano a ripetere ma quello è transgender, e lei continuava a dire è una persona con il pene, lo diceva anche in modo un pochino più colorito. Naturalmente è il piano simbolico, che questo è un piano reale, però è anche il piano simbolico che va e le conseguenze nella società di queste cose che vanno valutate. Quello che è successo col DDL Zan e che tutte queste problematiche che sono passate, ecco, devo dirti, ho molto apprezzato l'onestà di Stefano Fassina, che come saprai ha detto io non mi sono reso conto di quello che si votava lì, e l'ha capito dopo, l'ha capito anche grazie alla tenacia con cui per esempio il femminismo, non solo, ma senz'altro ha avuto una sua parte, è riuscito, che era stata una voce nel deserto, è riuscita a farsi ascoltare, e quindi l'operazione di far passare rapidamente sotto silenzio anche al Senato è saltata per aria. Però io sono molto fiduciosa, perché i numeri non ci sono, ormai è chiarito, i numeri non ci sono a prescindere da quello che farà Renzi, che ha promesso il sostegno comunque al DDL e di non presentare emendamenti, e quindi il PD si avvia a considerare l'ipotesi della trattativa. Vorrei capire per quale ragione ha dovuto tirarla fin qua. Beh, credo per ragioni di bottega, nel senso che ed è una cosa che non mi spiego e che ti chiedo, cioè perché a chi devono rendere conto? Cioè Enrico Letta, io capisco che voglia fare delle battaglie identitarie e ci mancherebbe, è il suo diritto, cioè lui può dire, ha tutto il diritto di dire io voglio lo Ius Soli, voglio questo, voglio quella, ma questa è la democrazia. E quello che non capisco... Il popolo non gli va dietro, il popolo del Partito Democratico non gli va dietro, perché hanno capito, prima hanno capito vagamente che c'era qualcosa, sentivano odore di bruciato. A questo punto la cosa è chiarissima a tutti, che è la questione dell'identità di genere, no? Perché lì è come se fossero due leggi. Una legge largamente condivisa che tutela le persone omosessuali e transessuali, e d'accordo. E poi c'è dentro questa legge che introduce un cambiamento
che fa parte di un piano transumano, postumano, e quantomeno bisogna parlarne. La cosa sconcertante è che, per esempio, noi ti dico che con Zingaretti sapevamo di avere scarse possibilità di interlocuzione, con Letta eravamo più fiduciose e invece ci siamo trovati un muro davanti. Da un lato lui non ha capito, forse nemmeno lui, quando ha capito era tardi, e poi non lo so, è molto radicale. Ti dico solo questo, che io ho scritto una roba che spero uscirà, dove parlo dell'immaterialismo storico, cioè siamo passati dal materialismo storico, che è stata la matrice sempre delle sinistre, dei progressisti, un concetto marxiano, siamo passati di lì all'immaterialismo storico, per cui questa identità di genere immateriale come madre di tutti i percepiti, insomma, quindi scusami Marina, questa cosa è interessantissima, infatti volevo farti un'ulteriore domanda su questo filone, no? E tu hai parlato di materialismo storico, di postumano, cioè non c'è alla radice un grande problema che è l'abolizione della realtà, perché prima Francesco giustamente dal suo punto di vista mi diceva ma voi liberali dovreste riconoscere i diritti di tutti e non c'è problema, e ha perfettamente ragione. Il problema è che qui secondo me si stanno confondendo i diritti con i desideri, cioè io non ho il diritto di essere alto 1,90 m, cioè c'è una realtà di partenza di mi piacerebbe. Mi piacerebbe anche perché io sono voluto giocare nell'NBA, ma dall'alto del mio 1,72 m non potevo, e però non è che la realtà è fascista perché non sono alto 1,90 m, cioè l'individuo portatore di diritti è calato in una realtà. Se io tolgo la realtà non c'è neanche più un individuo concreto, tant'è che non c'è neanche più un maschio e una femmina, ecco, cioè non c'è questo gigantesco problema di ormai disagio con la realtà di questi presunti progressisti, a tuo giudizio? Certo, diciamo che è allora, da un lato c'è la miseria, vinto le persone, e soprattutto, ahimè, la propaganda ha raggiunto le giovanissime generazioni, che la libertà è un fatto strettamente individuale e che si esercita per esempio sul corpo, quindi non è che vado, per dire, a protestare per avere dei contratti di lavoro migliori, no? Perché poi questi ragazzi, non so, nelle aziende spesso forma di sopruso, ma lotto per liberarmi dalla materialità del mio corpo, che è una gabbia che mi impedisce di essere quello che voglio. Diciamo che vengono attaccate quelle parti della realtà che sono disfunzionali per il progetto transumano. Il progetto transumano è un progetto economico, macroeconomico, di trarre profitti soprattutto in particolare dalla riproduzione umana, che va completamente sconnessa dai corpi, dalla sessualità. Ecco, io a proposito di procurare profitti, ti devo, Marina, interrompere un attimo e chiedere proprio qualche secondo di pazienza, perché noi dobbiamo andare in pubblicità, che non è una cosa, che è una cosa liberale, ma anche no, però io lo devo chiamare, quindi noi ci risentiamo fra pochi secondi, voi restate lì, che dopo, se volete, potete anche chiamarci e vi diamo la parola. Nel frattempo che Sallusti rivendica il suo diritto a essere alto 1,90 m, quindi quando torneremo in onda lui sarà effettivamente alto 1,90 m, fra poco. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. 1. Riforma del CSM. Stop allo strapotere delle correnti. 2. Responsabilità diretta dei magistrati. Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga.
3. Equavalutazione dei magistrati. I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati. 4. Separazione delle carriere dei magistrati. Stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni. 5. Limiti agli abusi della custodia cautelare. Per una giustizia giusta e un equo processo per tutti. 6. Abolizione decreto Severino. Più tutele per sindaci e amministratori. Firma anche tu ai gazebo della Lega nelle piazze e in tutti i municipi d'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Eccoci alla seconda parte di Estate Delta, la trasmissione ideata e condotta da Giovanni Sallusti e Francesco Borgonovo. Continuate a mandare i vostri WhatsApp al 346 642 7756, ne sono già arrivati alcuni, come ad esempio grazie a RPL per questa trasmissione che risolleva il morale, e potete anche intervenire da ora al numero 02 66 20 35 29. Abbiamo già una chiamata, Francesco e Giovanni. Eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Laura da Bologna. Buongiorno. Buongiorno a entrambi, buongiorno a Giorgio, buongiorno a Giulio e a Giulio Cesare. Volevo semplicemente dire che Giovanni ha detto con un attimo di anticipo quello che ho pensato anch'io, cioè io sono una donna indiana alta 1,50 m e so di essere in un mondo di bianchi, che sono qua da 50 anni, quando non c'erano indiani, niente, e quindi mi sono dovuta arrabattare con la situazione. Cioè non potevo essere una bambina bionda con gli occhi azzurri e magari alta, che potesse crescere fino a 1,80 m. Quindi questo è il desiderio che potevo avere io, e poi dovevo fare invece i conti con la realtà, e non ho fatto un casino pazzesco per farmi crescere le ossa, per farmi cambiare tutti i connotati. E già questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda, mi volevo un attimo collegare a quanto ha detto Carlo Cambi qualche giorno fa, sul fatto che tutta questa cosa di cambiare il sesso, genere, percezioni, eccetera, secondo lui può essere verosimile un'ipotesi che sia fatto tutto per motivi materiali e di commercio, insomma, per dire, se io ho tutti uguali regalo la bambola, non regalo più la bambola, non regalo più la macchina, ma regalo la macchina bambola. C'è da pensare a questa cosa qua, secondo me è molto verosimile. E l'ultimo chiudo con la mia preoccupazione, cioè che secondo me l'LGBTQ potrebbe voler sdoganare alla fine di tutto quello che per noi a oggi è una cosa orribile, che è la pedofilia. Io non lo so quali siano i loro fini, però io posso avere qualche dubbio e qualche preoccupazione, questo sì. È legittimo avere delle preoccupazioni. Io sinceramente credo, mi permetto, poi do la parola ai nostri ospiti, che la pedofilia non verrà sdoganata dal DDL Zan, perché la pedofilia è un reato in Italia e non è considerata, diciamo, né un orientamento sessuale né una condotta sessuale legittima, quindi io credo che questo rischio non ci sia. Ci sono altri rischi invece molto concreti, che sicuramente hanno anche, come stava dicendo prima Marina Ternagni, hanno anche delle ragioni economiche, di commercio, che non è solo vendere
i prodotti unisex che ovviamente vanno bene per i due sessi, quindi in un attimo ho raddoppiato la platea. C'è una, credo, e chiedo a Marina Terragni che stava introducendo questo discorso, c'è un più ampio interesse economico, no? Che si fonde anche con l'ideologia, cioè non è solo una questione di guadagno a breve termine, è l'idea di costruire un essere umano disponibile, malleabile, modificabile. Certo, no? fungibile a seconda delle necessità del mercato, quindi il mercato ha bisogno di promuovere certe cose e l'individuo attraverso la propaganda viene adattato a queste necessità del mercato e anche della produzione, perché poi restiamo anche dei produttori. Però io volevo fondamentalmente lasciare due cose prima di salutarvi, che sono queste. La prima, che l'identità di genere è in tutto e per tutto un sostituto dell'anima. L'anima è naturalmente stata espunta dalla tradizione marxista e poi progressista, e invece viene reintrodotta in questa forma, dove c'è appunto un'identità di genere che è il corrispettivo dell'anima e un corpo, cioè noi abbiamo un corpo che dobbiamo detestare, non siamo un corpo, ma noi siamo dei corpi, non è che siamo altro. E la seconda cosa che volevo dirti, che mi preoccupa, che mi preoccupa molto, è questa. Io spero che alla fine si trovi una mediazione, che la legge si faccia con quegli emendamenti che noi chiediamo dall'inizio e non ti sto a riassumere, ma senz'altro l'identità di genere è la questione principale, perché temo che se dopo tutto questo cancan la legge non passerà per questo intestardimento del Partito Democratico su un testo che non avrà i numeri, io una cosa che veramente mi preoccupa, lo dico con sincerità, è un momento di rappresaglia, perché la gente è stata talmente stufata di queste cose che poi non mi stupirei che se la legge non passasse, capisci, si creasse un clima letteralmente di rappresaglia, e questo sarebbe una responsabilità gravissima del Partito Democratico, dei 5 Stelle di Leo. Mi auguro che questo non capiti. Non so se hai capito la mia preoccupazione. Sì, è molto condivisibile, la condividono anche in tanti, cioè con la furia di insistere su questi diritti, intanto si è esasperato il dibattito da una parte e dall'altra. Il rischio è quello che poi reagiscano malissimo le associazioni omosessuali, dando battaglia e così, e anche poi chi si è dovuto dall'altra parte invece rischiano di fomentare davvero l'omofobia, insomma comunque il fastidio verso tutte queste richieste. Io prima di lasciarti andare, Marina, ti chiedo un'ultima cosa, perché l'altro giorno Vital Bazzollini, che è una signora che va spesso in televisione, scrive sui giornali, diceva cosa state dicendo dell'identità di genere, alla fine come sempre accade, viene specificato che le definizioni valgono solo ai fini della presente legge, quindi non c'è nessun problema, non sarà mai possibile per qualcuno entrare in un bagno diverso, sono già regolate tutte queste cose, quindi questa è tutta propaganda. Tu che cosa rispondi? Scusa Francesco, chi è la soggetta che non ho sentito il nome? Vital Bazzollini, interviene spesso online. Diciamo che ha posizioni più mainstream di Marina, ecco. Questo lo possiamo sì, diciamo. Ma guarda, io credo di essere moltissimo mainstream, credimi, io credo che la stragrande maggioranza della popolazione italiana, del resto il 94% degli inglesi è contro l'autocertificazione di genere. Che motivo avremmo noi di ritenere che il popolo italiano sia così diverso? Cioè, quindi, vero, touché, vero. Ecco, bravo, touché. Diceva quindi questa che non succederà. Ovunque, intanto è un fenomeno globale e quindi bisogna vedere che cosa è successo dove già le cose sono andate avanti, ed sono successe queste cose che dicevamo, cioè in particolare gli spazi femminili. Qui tra l'altro bisogna fare una distinzione, non abbiamo abbastanza tempo, ma per esempio nelle transizioni infantili, che sono un grosso problema su cui daremo battaglia
a prescindere dai destini dello Zan, noi vediamo due movimenti diversi. Quello delle bambine, che è maggioritario, che vogliono diventare maschi, e questo fa parte del ciclo dell'emancipazione, cioè prima ci si emancipava facendo lavori maschili, la mia generazione, poi è arrivato il momento dell'anoressia, il rifiuto del proprio corpo femminile inteso come perdente, e adesso addirittura si manipola con gli ormoni e con la chirurgia. E poi c'è l'altro movimento che non è simmetrico, è una cosa complessa, che è quello dei maschi che vogliono diventare donne. Si intersecano questi fenomeni, vanno guardati molto bene da vicino per darne una lettura e per dare risposte differenziate a ciascuna delle due cose. Resta che ogni adulto è libero di fare quello che gli pare, c'è una legge che regola la transessualità, la 164/82, se non piace quella legge si proponga la riforma di quella legge, ma non si pretenda di riformarla surrettiziamente con un DDL che è nato con altri scopi, che sono quelli indicati dal DDL Scalfarotto Annibali nel 2018, proteggere le persone omosessuali e transessuali. Punto. Il resto ne discuteremo, se si vuole discutere. Sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto sulla modifica sulla legge del cambio di sesso, che esiste già in Italia dall'82, tu stessa hai fatto una battaglia negli anni, le femministe. Io non sono molto d'accordo sul DDL. Quando l'abbiamo fatta, Francesco, quella legge lì nell'82, in Inghilterra le persone omosessuali venivano ancora perseguite penalmente, quindi noi non abbiamo niente da imparare dagli inglesi. In generale gli anglosassoni che hanno questa, sono quelli, casualmente notava Douglas Murray o notavano altri, quelli che vogliono poi queste leggi con più forza, queste sull'identità di genere, sono proprio i popoli e gli stati che nel corso della storia più di tutti hanno perseguitato davvero gli omosessuali facendo leggi, ma sono problemi loro, se la vedessero loro. In Italia noi siamo nel bacino del Mediterraneo, dove la cultura delle differenze, anche delle differenze sessuali, è molto forte, cioè non è che i femminelli ce li abbiamo noi, non ce li hanno in Scozia. E questo è assolutamente vero. Io non sono tanto d'accordo sul DDL Scalfarotto, perché credo che introdurre nozioni vaghe, insomma concetti un po' vaghi come omofobia e transfobia, poi rischi di far rappresentare il problema. Sosterrà il DDL Ronzulli e ognuno poi però siamo della stessa opinione sul fatto che l'identità di genere è una materia completamente diversa, che va affrontata in altre sedi con ben altro agio di discussione, se si vuole affrontare le persone transessuali, dato che le sentenze successive non costringono nemmeno alla mutilazione dei corpi. Noi che siamo donne, che i corpi li facciamo, soffriamo quando vediamo dei corpi maltrattati e mutilati. Comunque questo è un altro tema, questo è proprio un altro tema, e secondo me io sono molto fiduciosa che questo DDL verrà modificato. E allora speriamo, noi siamo tutti molto fiduciosi che questo DDL non passerà, siamo anche molto fiduciosi che Sallusti da qui a breve diventerà alto 1,90, biondo lo è già. Ma quindi io sono contenta di quello che sono, cosa vi posso dire? Sarò ma anche io sono contento di Sallusti. Io volevo giocare nei Chicago Bulls fin da ragazzino, quindi è proprio un mio diritto e mi arrabbio con la realtà che non mi lascia questo diritto. Tu ti senti un po' io vorrei così. Non avere mal di schiena, ecco, dovrei essere quadrupede, credo. Va bene. Ognuno ha le sue. Noi ringraziamo tantissimo Marina Terragni che ci ha dedicato il suo tempo la mattina. So che però c'è una telefonata in linea. Buongiorno. Buongiorno, sono Giovanni dalla provincia di Novara. Buongiorno. Io intanto sono perfettamente d'accordo e credo che quello che si otterrà con questa legge, se passa, è che si creerà una forte contrapposizione per forza di cose. Ma la mia domanda è questa qui. Nel DDL Zan viene inserita la parola pedofobia e io sinceramente ho cercato di capire, ho fatto ricerche, ma non riesco a capire quale sia la funzione, a cosa serva. Sapete dire qualcosa, per favore? Grazie. Allora, ma
io credo che ritorniamo lì al tema di prima, no? La questione della pedofilia che viene sempre sollevata. Io ve lo dico sinceramente, cioè, quando si fanno delle obiezioni a questo testo, secondo me non bisogna esagerare, perché poi da una parte o dall'altra poi dopo si va dentro delle questioni che deviano dalla realtà dei fatti e si rischiano. La pedofobia nel DDL Zan, vedete qui è menzionato, io ho il testo sotto gli occhi, ve lo leggo così chiariamo tutti gli equivoci. Nel DDL Zan si parla di sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere, e a proposito di fobie si dice omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. Quindi non ci sono riferimenti alla pedofilia. Credo che quello a cui fa riferimento il nostro ascoltatore sia un vecchio emendamento su cui poi ci si chiarì, è stato chiarito anche da Giovanardi, che era uno dei proponenti, insomma quella questione lì non si pone più. Si tratta di un vecchio emendamento credo forse proprio uno dei testi proposti da Scalfarotto, se non vado errato, ma adesso vado così a memoria. Nella legge attualmente in discussione non si parla di pedofilia. Dobbiamo essere chiari a questo proposito. Diciamo che si parla di fobia verso tutti tranne che verso l'eterosessuale, no? Perché tu hai fatto un elenco lunghissimo e l'unico termine che manca è eterofobia, ecco. Questo possiamo dire. Il problema è proprio questo, Giovanni, cioè, vedi, io sono convinto, non sono un liberale, lo sai, però io sono convinto che le leggi debbano essere il più ampie possibili, cioè debbano coprire tutti. Allora, io trovo anche abbastanza ridicolo e forse anche un po' offensivo che nel DDL Zan, poi sappiamo perché l'hanno fatto, no? Per dire, ma ci sono anche i disabili, ci sono anche le donne, allora dovremmo elencare tutte le minoranze possibili e immaginabili da inserire, no? Perché io un giorno mi sono trovato di fronte a Michela Murgi in una trasmissione televisiva che diceva accidenti, non sono belle cose, e uno diceva ma bisogna, perché se uno scrive, no, tutte le minoranze, le spiega una per una, è giusto, perché così vengono tutelate dalla legge. Ma no, ma la legge è uguale per tutti, a prescindere. Cioè, partiamo dal presupposto che oggi in Italia, non lo dirò mai abbastanza, se un omosessuale viene aggredito, non solo l'aggressore viene punito, processato, può prendersi delle aggravanti per futili e obietti motivi. Se il giudice decide di non dare le aggravanti, avrà i suoi motivi, e oggi, gli stessi che oggi, per esempio l'altro giorno c'è stata una sentenza di un ragazzo che è aggredito, il giudice non ha dato l'aggravante di motivi abietti agli aggressori. Ora, se lo stesso giudice è stato molto contestato dalle associazioni LGBT, dicevano vedete, guardate, questo non è, ma insomma lo stesso giudice che decide di non dare le aggravanti per abietti motivi è quello che si dovrà trovare a giudicare se uno abbia o non abbia discriminato un'altra persona. Cioè, chi si lamenta del giudizio del giudice deve sapere che se passasse il DDL Zan sarebbero i giudici a decidere se una cosa è un reato o no. E questo per me è il punto principale, cioè non può essere un giudice all'interno di un tribunale. I giudici decidono le pene, non se una cosa è un reato, e c'è una grossissima differenza, no? Cioè, diciamo che un signore che si chiamava Montesquieu sarebbe d'accordo con te che c'è una lievissima differenza, ecco. Sì, perché scusami, se io dico che rubare una macchina è un reato e faccio una legge, il Parlamento ha stabilito che rubare una macchina è un reato. Uno ruba una macchina, viene beccato, finisce il processo e il giudice decide che condanna dargli. Questa è la normalità. Ma se io scrivo, ad esempio, che non voglio, che ne so, il matrimonio omosessuale, e uno mi denuncia in base a delle zanne, e poi vado di fronte a un giudice, il giudice non è che deve decidere la pena da darmi, il giudice deve prima decidere se quello che io ho fatto è effettivamente un reato. E questa è una cosa veramente, guardate, rischiosissima,
che ha poco a che fare con la giustizia così come l'abbiamo intesa finora. Questo è un problema grosso, Giovanni. Ecco, No, Francesco, Giovanni, scusate, abbiamo 2 ascoltatori per voi e anche questo bel WhatsApp. Facciamo causa di beatificazione per i 2 conduttori da Walter. Ecco, Walter. Walter avrà fatto una colazione etilica, immagino, insomma, ma sono felice per lui. Walter, noi ti ringraziamo tanto, sappiamo che noi vorremmo percepirci come santi subito. Se passa il DDL Zan io ti farò causa perché non voglio essere equiparato a Sallusti, sappilo, perché io con i liberali atlantisti come lui non voglio averci niente a che fare. E io farò una controcausa assolutamente. Io farò addirittura un DDL, farò una battaglia qui su RPL, lo chiameremo DDL Cainarca, vediamo se Carnelli è pronto, perché Cainarca lo lascio dire a te, Giovanni. Ora è sempre un bel direttore. Vediamo, Carnelli non era pronto, vediamo se ci abbiamo il jingle. Se non è pronto... non è pronto, faremo causa anche a Carnelli, perché giustamente... Sabato sera a casa mia. Eccolo. È un bel direttore! È un bel direttore! Allora, diamo spazio allora alle chiamate prima di concludere. Buongiorno. Sì, buongiorno Francesco, buongiorno Giovanni, sono Pino da Portogallo. Siete divertentissimi comunque, complimenti perché almeno così alleggerite un attimino quelli sono i problemi anche grossi che abbiamo in questi momenti. Allora, su quanto riguarda il PD, io penso che il PD onestamente si sia schiacciato a sinistra, proprio si è diventato un partito estremista, perché uno come Letta che viene dalla DC, gente anche come Franceschini piuttosto che altri che comunque erano insomma persone di sinistra ma moderate, ragazzi, oggi che ci sia un PD che porta avanti queste ideologie come DDL Zan e altre cose mi sembra veramente una cosa incredibile. Sono diventati degli estremisti, va bene, però per quanto riguarda il DDL Zan io penso che comunque non passi, ma come dicevi tu giustamente ci sarà casino dall'altra parte, ma ok, ma ben venga, rimettiamo la palla al centro e stavolta ce la giochiamo, però almeno abbiamo la possibilità di giocarcela, io la penso così. Però volevo dirvi una cosa, scusami, ho telefonato per questo soprattutto, per quanto riguarda la variante Delta di cui voi fate questa trasmissione estiva, ecco io dico una cosa, ma cosa cacchio sta succedendo in Europa, nel mondo? Ma ragazzi, ma stiamo impazzendo tutti, ma gli stati si chiudono a riccio uno con l'altro, ma tu se non ti fai il vaccino non viene, tu però devi farti il tampone, poi chiudiamo tutto, poi se vieni da Inghilterra devi stare in... Ma ragazzi, chiarissimo, ti devo interrompere perché dobbiamo far sentire l'altra telefonata perché siamo proprio agli sgoccioli, sentiamo tutti e due, poi un breve commento su entrambi. Vediamo se c'è ancora l'altro ascoltatore in onda. Buongiorno. Sono qui, sono Nando da Pioltello, ma da quando c'è in Parlamento la legge Zan, io penso continuamente a Ottavio. Chi era Ottavio? Quando avevo 10 anni, anche lui aveva 10 anni, ci siamo trovati assieme in prima media, no? Poi pian piano nessuno si conosceva, abbiamo cominciato a conoscere vari compagni e varie compagne, e questo ragazzino qui era stato adottato da una famiglia benestante che poi l'aveva portato a Milano. Del suo passato non so nulla, però so che questo qui a 10 anni sapeva tutto su ogni pratica alternativa, orale, anale, eccetera, eccetera. In seconda media stava parlando una ragazzina un po' scialba seduta davanti a me, io li ho sentiti, le stava spiegando che per piacere ai ragazzi doveva praticargli sesso orale e contemporaneamente infilargli un dito dietro, ok? Io continuo a chiedermi questo bambino qui a 10-11 anni dove abbia preso queste nozioni, perché nel momento in cui la legge Zan prevede di andare a raccontare certe cose ai bambini, io un dubbio sulla pedofilia ce l'ho. Per quanto riguarda me, ti posso dire che a 5 anni mia nonna mi ha spiegato un commerciante da cui andavamo spesso, molto effeminato, era un galinè, un gallo che credeva di essere una gallina, andava rispettato come tutti gli altri. Non avevo bisogno di sapere niente né sul sesso orale né sul sesso anale, né che 2 uomini potessero farlo tra di loro. Lo rispettavo e basta. Ciao. Allora, grazie, ringraziamo i 2 ospiti, purtroppo noi siamo alla conclusione e mi ha un po' sconvolto, devo dire, ma Nando fa sempre degli interventi, c'è una vita incredibile Nando, io lo invito a chiamare tutte le volte perché gli diamo una rubrica, cioè conosce dei personaggi
incredibili, tipo questo Ottavio, Giovanni, un bambino particolarmente esperto, chissà cosa avrà fatto. Sì, diciamo che devo dire, uno spaccato, cioè Nando secondo me ha gli estremi per scrivere un bestseller. Io sono convinto, secondo me dovrebbe scriverlo perché è pieno di questi racconti, poi le racconta anche in modo estremamente vivido, quindi ci fa, questa storia di Ottavio mi ha colpito, questo bambino così, forse tutto lì non era un bambino, ma un uomo particolarmente piccolo che si spacciava per bambini, poi andava a corrompere le persone. Occhio che sta insultando parecchie categorie, i bassi, cioè occhio perché con lo Zan ti sta impelagando. Hai ragione, pericolosissimo, bisogna stare attentissimi. Ecco Francesco Giovanni, siamo proprio in chiusura, però abbiamo il tempo per leggere gli ultimi 2 WhatsApp. Ieri ho rivisto il film La patata bollente con Pozzetto, da far vedere a Letta e Zan. Ma se dovessi avere una discussione con un omosessuale per motivi, diciamo, di calcio, e questo mi insulta e mi dice che sono un coglione, se io gli tiro un destro in faccia, cosa divento? Un omofobico? Dice Lorenzo. Dipende da che squadra tieni, Lorenzo, perché se tu tieni una squadra, adesso non ti diciamo quale, perché hai ragione tu, se te tieni un'altra ha ragione lui, cioè per esempio se tieni la squadra che tiene Sallusti ha ragione quello che ti insulta, se tieni quella che tengo io, non diremo quale, hai ragione tu a insultare l'avversario. Credo che funzioni così il DDL Zan, cioè sì, vale avete appena avuto un esempio perfetto di zanismo. Questo è lo zanismo, insomma. La mia squadra vale più della tua. Esatto. Si potrebbe per lo Zan, qui chiudiamo, da fare come faceva Corrado Guzzanti, no? Che diceva noi siamo il PDL, siamo la Casa della Libertà, facciamo quel cazzo che ci pare. E qui è uguale, siamo il DDL e facciamo quel cazzo che ci pare, anche noi decidiamo le cose a seconda della nostra volontà e le imponiamo agli altri, tanto finché a imporle siamo noi ci vanno per forza bene. Io vi ringrazio il mio compagno, ma vedi che fa effetto. Compagno scivoloso sotto più punti di scivolosissimo sotto vari aspetti. Questa storia che ha raccontato Nando di questo bambino mi ha veramente turbato questa mattina. Ti ha scombussolato. Esatto, ringrazio il collega Giovanni Sallusti Carnelli, il nostro bel direttore, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie a tutti e buona estate Delta.